Allora, ma non è finito perché abbiamo proprio, come dire, ma il davanti super poi c'è un mucchio di Gibson. Vedi che qua c'è poi le lasciate lì. C'è un mucchio di Gibson, i ragazzi infatti diciamo arrivano da un luogo abbastanza limitrofo, credo, a uno dei distributori più grossi di musica in Italia. Adesso non facciamo pubblicità, diciamo. Però hanno capito tutti. Hanno capito tutti, quindi è abbastanza inutile. Però non ne parliamo adesso. No, non le prendete lì, bravi. Adesso non c'è il microfono, non si sente io, perché giustamente finché non li presento solo non devono roba parlare. Usata. Solo roba usata. Ma lì vabbè, adesso però c'è anche l'usato. Adesso io sopravvivo grazie a mio figlio che suona e rompe qualunque cosa, e se non ci fosse quell'usato lì. Siamo i fan del negozietto noi. Bravi. E i fan del negozietto, e anche diciamo magari delle cose fatte con calma ma fatte con le proprie mani. Signori e signori, per la prima volta al salotto questa sera i Corrosione. Grazie. Oh ragazzi, allora grazie. Benvenuti. Abbiamo cercato subito di capire quali erano i vostri pusher di chitarra, non ci siamo riusciti. Adesso vediamo però di entrare un po' all'interno di questo vostro nuovo lavoro che se non sbaglio si chiama, come vi chiamate voi? Sì, Corrosione. Corrosione. Il nostro primo EP. Il vostro primo EP, frutto di fatiche, sudori, sangue, immagino anche tra di voi, di diatribe infinite, anche rate, perché magari sicuramente diciamolo, erano 15 elementi, sono rimasti questi, diciamo, alcuni sono spariti. Come Metallica avete preso lo psicologo per arrivare alla fine. No, avevamo i soldi, siamo aggiustati così. Hanno spesi per le Gibson, che dovete prendere lo psicologo. No. Va bene, allora per entrare diciamo in questo mondo di Corrosione, con che brano cominciamo? Il primo pezzo si intitola Varchi di mediocrità. Diciamo, i varchi di mediocrità, diciamo, sono un po' le scorciatoie che prendiamo tutti noi per rendere la vita un po' più semplice, sì. Un po' più mediocre, però fa la vita meno amara, diciamo, e del resto si sono comprati la Gibson. È la misura di compromessi che tutti quanti dobbiamo versare. Sì. Perfetto. È il debito pubblico. Va bene, allora Corrosione, Varchi di mediocrità, cominciamo così qui al salotto al Lab. Forse un po' di più, pago mio ancora quello che sei tu. Forse per il mondo ho parlato tu, ma non ce la faccio più. Brutto nei miei occhi cadaverico, slancio del mio corpo, forse non uscirò. Zitto nel rinnovo, rilancio proprio su, ma non ce la fai più. La felicità è un tuono. Voglio essere trafitto ora. Voglio essere colpito ancora. Su di me. Come dentro un barco di mediocrità sto per dimostrare quello che farà. Zitto nel rinnovo, rilancio un po' più su, ma non ce la fai più. Preso da pigrizia e da malinconia, traccio che pensiero sfrutti un po' la scia. Non c'è più dolore, neanche brivido, ma non sarà più lo stesso. La felicità è un tuono. Voglio essere trafitto ora. Voglio essere colpito ancora. Su di me.
essere trafitto ora, voglio essere colpito ancora su di me. Corrosione qui al salotto con questa Varchi di mediocrità, che è il secondo brano, diciamo, di questo vostro EP fresco di stampa, e abbiamo parlato insomma delle... Viaggiano ste Gibson, le fanno andare, viaggiano forti, e adesso io infatti vorrei anche così indagare un po' su quelli che sono magari i vostri riferimenti. Non so se avete seguito il concerto del 1 maggio a Roma, c'è stato qualche gruppo che vi ha colpito, qualche gruppo che ha fatto particolarmente schifo, non lo so. Potete affidare, veramente... Cioè, a me piacciono un sacco di Zen Circus. Mi sono piaciuti un sacco di Zen Circus. È giusto, e li ho trovati a vecchia guardia, sai. Quando dice vecchia guardia ci guarda come dire, voi che ne sapete di vecchia guardia. Grazie. No. Queste sono l'atteggiamento è quello positivo che diciamo un po' del nostro filone, secondo me. Più rock. Invece diciamo su questi filoni nuovi, diciamo più electropop, rimanete diciamo un po' irritati, diciamo, non è ancora irritati, no, però non è ancora un genere, diciamo, che sentite familiare. Non partecipi, diciamo. Vabbè, è chiaro. Abbiamo visto l'hip hop che ha preso piede. Ha preso piede l'hip hop, ma tu lo dicevi già da tempo che avevi preso. Io te lo dicevo, facciamo l'hip hop perché quello va. Mi remava contro, e adesso vedi potevamo essere 2 stelle dell'hip hop. Anche se dal vivo ha ancora i suoi grandi problemi, però. Vabbè, dal vivo però è più comodo perché vai con la base. Però comunque fare una bella performance hip hop dal vivo penso che questo è vero. Non sia facile. Infatti noi abbiamo... Mi è piaciuto un sacco Willy Peyote. Willy Peyote è il nostro compaesano. Che è torinese. Lui si è visto proprio la differenza tra lui e gli altri, secondo me. Bene. Guarda, ci sono sostanzialmente le differenze che puoi notare in quel contesto lì sono intanto dei contenuti espressi che sono evidenti, cioè una cosa di Willy Peyote, una cosa di Frankie High Energy quando è iniziato, e poi di conseguenza anche però tutto, cioè c'è proprio, nel senso, è vero che ci sono solo le basi, però c'è una qualità anche nel suono che si distingue. È diverso. C'è questo con la moto ti piace a te quel suono lì della moto, vabbè. Più o meno diciamo la chitarra distorta lo ricorda abbastanza. Adesso che siamo in diretta streaming al mondo, che brano volete annunciare? Idiota, mi sembra. T'ha guardato, No. Guardavi solo lui, mi è sembrato proprio evidente che hai scelto la tua vittima sacrificata. Che è il pezzo che apre l'EP. È vero, confermo. Il pezzo uno. È la number one, la title track invece è la numero 2 qui nel live set che state facendo al salotto in Piazza Vittorio. Questa è Idiota. Partiamo tutti insieme. L'uccello cade, la gallina ce l'hai già, vi contraste tempo fa, mondo non ti vuole, ma il tuo ego gode, tu respiri libertà nella gabbia dell'identità, non conosci il fine, solo l'apparire, doppio petto in stile, rappresenta la tua vacuità, non conosci spine, ma tu sei felice, che i tuoi denti fini ti permettano di mordere, guarda come sei inconciato, sei truccato da reato, se la vuoi quella pistola te la infili dritta in gola, fai attenzione a non sbagliare, ti potresti poi pentire, tanto questa società non ti riconoscerà, il tuo lavoro da pagliaccio e la camicia da fantoccio. Non veniva il tempo
poi gli incontri e le bruttine ti hanno fatto un po' salire. Ora giri dentro un Porsche, chissà quando ti vedrò. Dare i soldi a una puttana ti accompagna la mattina per sentirti meno solo nella tua mediocrità. Tu non cerchi sogni affidi ma raggiri i tuoi sospiri per star dentro a questo mondo con la superiorità. Guarda come sei cocciato, sei truccato da reato. Se la vuoi quella pistola te la infili dritta in gola. Fai attenzione a non sbagliare, ti potresti poi pentire, tanto questa società non ti riconoscerà. Il tuo lavoro da pagliaccio e la camicia da fantoccio. Grazie mille. Corrosione, questa era Idiota che abbiamo ascoltato. Avete guadagnato diciamo un altro fan perché il nostro Giorgio Olmoti qui sono entusiasta, è definita quasi una musicaterapia, diciamo, perché è partita, sì, io ti ha vengo, rilassato. pago, voi suonate, io pago, sto lì sdraiato, faccio così. Senti, ci chiedevamo, giustamente volevamo fare un attimo la geolocalizzazione. Voi arrivate esattamente da? Nella provincia di Cuneo, Savigliano, Fossano. Savigliano, come no? Fossano conosciamo, io perché c'è la Maina che fa i panettoni ma non dobbiamo fare pubblicità. Vabbè, ormai noi perché c'è nata la Barale e lui ha passato anni. C'è nata la Barale a vita. Fossano, avete una Ma cosa. cioè, ti mancano E proprio molte le parole. No, ma altre io sai che ho i ricordi deboli. Dal profondo west italiano, Sì, ovest, no, vabbè. profondo. Ma veniamo tutti da un profondo qualcosa. Chiaro, chiaro. Chissà che storie che si raccontano dalle vostre parti sulla Barale, ma lasciamo perdere, adesso non andiamo, no, perché sai, conoscono Tra una fetta di pane di no, nocciolato magari belle all'altro. storie, che ne sai. Non che paga non paga le multe. Vabbè, non è giusto anche, vuoi fare pagare le multe, ci mancherebbe. Allora, senti, ci stiamo sempre più addentrando in questo vostro lavoro. Abbiamo ascoltato i primi due pezzi, a questo punto ci aspettiamo il lentone, può essere? Il lentone, sì, vedi, c'è il lentone. vedi Vedi che lui io ormai sa lunghissimo. il lentone che si intitola, fammi Abbiamo capire detto, un po'. sai le differenze. Che è il testo, sai la differenza? Questo è un brano diciamo più una riflessivo, ballad, sì. una storia d'amore. Sì, voilà. Ma non ci siamo parlati. Quest'altra era tostissima, questa di prima, cioè ci ha fatto anche un po'. Lo odiamo quello lì che avete descritto. Sì, è invece adesso ci è la rivista che odiamo adesso tutto. sì. È chiaro, invece diciamo dopo questo momento così Ora vi facciamo innamorare. adesso ci fate innamorare, fateli innamorare. Possiamo ballare io e lui, Mao? No, noi lo facciamo volentieri, facciamo che sia un valzer sicuramente, però non so se è un tre quarti adesso. No. 4 quarti. 4 quarti, abbiamo detto però una ballad, signori, loro sono i Corrosioni e questa è Sai la differenza. Sai che se fossi il tuo Cristo non risorgerei. Sono troppo pigro anche per occuparmi dei fatti tuoi. Mi crocifisso e poi mi tendi la mano, cosa mai vorrai? Se non mi dici cosa pensi non credo che risolverai. La vita che passa ti offre possibilità. La provincia, l'arrivismo, la carriera e tu non penserai che per distruggere un castello di roccia non ci vuole poi tanto. Basta lasciarlo da solo di notte, abbandonarlo di giorno e poi pensare che il passato è passato e che non conta più niente, e né di quello che dico e neanche del
aspettare che ritorni il sole quando tu verrai, ad aspettarmi per dimenticare, poi me lo dirai che non si è fatto qualcosa per niente per ricominciare. Magari oggi ci prendiamo le ferie per ricordare che abbiamo scalato le montagne di rabbia e di fiumi di merda, sempre pensando che insieme si vincono le battaglie e la guerra. Viaggiando insieme noi potremmo affrontare le paure più serie, e sai poi chi se ne frega di tutte quelle miserie, di tutti quelli che non riescono a dirsi che hanno un problema. Domani lo ricorderai, domani lo ripenserai. Corrosione, sai la differenza? Questa era la ballad, capito? Era il pezzo lento comunque. Questo era il pezzo tranquillo. Questo era quello che doveva farci stare calmi. In realtà ci ha messo un po' più di tensione, sì, che poi anche l'amore. L'amore così, chiaramente sempre un po' crea sempre un po' di confusione. Allora, invece, per fare ordine, è uscito da poco questo vostro EP, avete un'estate, diciamo, ci sono degli appuntamenti che vogliamo ricordare in quest'estate che sta per arrivare? Cosa farete per promuoverlo? Ma stiamo girando un po' i vari concorsi, le varie feste, chiaro. i circoli, arci. Avete già fatto un giro di quelli? Sì, abbiamo fatto un po' di date, ora continuiamo. Sono un po' di concorsi a Saluzzo, non so se Regina Music Festival, dobbiamo farlo adesso. Comunque sostanzialmente bisogna seguire la pagina Facebook in questi casi, mi piace seguire quello che combina, anche perché le cose cambiano in fretta e quindi quello è il modo migliore per essere, diciamo, informati. Adesso, per salutarci, che brano avete scelto? Questo Temporary Box o Indigesta? Indigesta, scritto però Indigesta, che quindi mi fa capire che c'è un qualcosa di... C'è una vena polemica, c'è un po' di polemica verso l'indie, diciamolo, dai. Adesso scusa, è molto dietro, molto così, appena accennata. Appena accennata. In realtà è un litigio sta cosa, però è un litigio, è un litigio, un certamen, uno scontro, vabbè, sì, dai, sentiamo questo litigio dove vi ha portato, signori e signori. Ma finisce bene, sì, dai. Finisce bene. Finisce col Wawa che... con Wawa, quindi quello che si chiamava Cry Baby anche. Quindi finisce male. Tutti Cry Baby. Finisce male. Va bene, Corrosione, questa è Indigesta. Non trovava interessante casomai rispondeva con violenza, sanguinoso per non perdere
perdere coscienza. Ripartì con mirabile coerenza. Guarderai quelle foto del passato con la luce di chi dice di riprendere caso mai. E se poi le coscienze troppo a lungo stanno bene a chi ti dice ci dispiace che farai. Guarda me che non provo proprio mai. Tiro fuori la balestra per combattere i miei mali. Non mi frega della gente, non si perde a fare niente. La tua chiave nel cassetto non la trovo proprio mai. Se poi dentro ai tuoi occhi sento che c'è di provarci casomai. Corrosione, finale pirotecnico per questo brano. Ti ho detto che finiva finiva proprio cioè, con il Cry Baby, con tutti questi strilli. Va bene ragazzi, grazie mille di esserci venuti a trovare, in bocca al lupo per quest'estate. Noi adesso facciamo un breve cambio palco e diciamo sfruttiamo questo breve cambio palco per addentrarci